quelli più anziani sono più bravi dei giovani, perché i giovani non vogliono lavorare. È un fiume in piena. L'imprenditore Remo Mosole, che raggiunto al telefono, spiega come sia stato particolarmente colpito dalla storia di Sara Ervas, cinquantenne trevigiana, da tempo alla ricerca di un posto di lavoro che non riesce a trovare avendo già 50 anni compiuti. Uno è vecchio di 50 anni? Ma uno è vecchio di 50 anni, se io ero del 44, dal 44 che lavoro non manco una mezz'ora da lavoro, e quando manco mezz'ora la mattina 8, mezza 9, l'impiegato mi dice: Soremmo sta poco bene, il mondo è cambiato. Le mamme sono sacre, perché le mamme, le donne sono tutte mamme nostre e sono sacre, ma le mammine ultime, i figli non possono lavorare, poverini, dormono fino a mezzogiorno. Quando c'è la festa, no, ti si andava a lavorare a 10 anni noi. La differenza di età non conta, insomma. Al Taisì, hotel con ristorante e centro benessere di Lovadina di Spresiano, di proprietà di Mosole, hanno deciso di fare la propria offerta non appena letta la storia della cinquantenne, ma sembra che ancora non sia arrivata risposta. Quella signora ha detto, e noi abbiamo detto, ti assumiamo noi, deve ancora presentarsi, perché sono convinto che è una che ha il reddito di cittadinanza. Sono convinto. Perché se viene io la assumo subito, ma deve ancora venire, perché ho chiamato adesso il mio direttore, si è più presentata, no, Soremo, no, non si è presentata.